Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Buongiorno Antonino, a te la linea. Di nuovo buongiorno a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 21 di agosto dell'anno del Signore 2025, sono le 12, 11 minuti e 40 secondi, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che sarebbe di Semivarin ma per il momento sto supplendo io, e videopillole e molta altra bella roba ancora. Altra cosa, ancora buon lavoro alla nostra Sveva che dall'alto della sua plancia comando mi permette di arrivare alle vostre orecchie, ai vostri occhi attraverso i canali video di questa radio. Avete ascoltato Blondie con Atomic 1980, 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe, oppure 02 9294 7222 quando lo dirò io se volete telefonare. Ma sì, i telefoni li apriamo già da adesso che così sentiamo un po' che cosa ci raccontate. E naturalmente la cosa più importante qual è? Che vi diamo gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie, la DN Kronos, Mediobanca, Assemblea boccia l'OPS su Banca Generali, Ucraina, Russia, Zelensky, incontro con Putin in Svizzera, Austria o Turchia, Milano, sgomberato il centro sociale Teleoncavallo, Piantedosi, ristabilita la legalità, maltempo flagella il centro-nord, temporali e allagamenti dal Veneto al Lazio, travolto da muletto nel bolognese, morto operaio 28enne, la guerra Israele-Hamas e le IDF annunciano iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City, le regionali dalla Campania alla Puglia, i nodi da sciogliere nel centrodestra. Ma abbiamo già una telefonata, pronto, chi è là? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Che si dice?
Allora, innanzitutto ti devo ringraziare perché ieri con la dedica sei stato favoloso. Favoloso. E poi perché mi hai messo un'altra canzone che a me piace tanto, Spiagge di Renato Zero, e Mi fa quindi piacere. ancora grazie anche per quello. Prego, noi siamo qua al servizio dei nostri ascoltatori che diamine. Senti, io ti avrei Dimmi. preso gusto con le dediche. Posso? Sentiamo. Allora, parole di Mina, dedicata a Elena detta Elli e a Giusetti, con una domanda: ma dove prendono i loro candidati in Puglia e in Toscana i soldi per il reddito di cittadinanza? Anche in Calabria, visto che è candidato Tridico, Sì, Calabria, ex presidente Calabria, dell'INPS. sì. Ti giuro, io mi sento sì. offeso da questa cosa. Come calabrese io mi sento offeso, credimi. Lo so, però commentiamo con una canzone, così magari... E vabbè, allora anche facciamo un po' così, l'offesa. Sveva, per favore, ti chiamo in causa. Siccome era prevista per Luna, Barbarossa, Comportami a ballare, mettiamoci parole, va bene? Per Luna, per le ore 13 da copione. Così. E vai. Grazie, Sveva. Ecco, parole, Mina e Alberto Sveva. Lupo. Grazie Sveva, grazie Antonino. Ciao. Va bene. 1971, grazie a te. Allora, che tempo farà? Ve lo dico subito, che problema c'è? ADN Cronos, maltempo flagella il centro-nord, temporali allagamenti dal Veneto al Lazio, pioggia battente, forti raffiche di vento, tempesta di tuoni, oltre 430 interventi dei vigili del fuoco. Una forte ondata di maltempo ha colpito il centro e il nord Italia nella notte tra 20 e 21 agosto, con pioggia battente, forti raffiche di vento, una tempesta di tuoni. Oltre 430 gli interventi dei vigili del fuoco nel Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, principalmente per soccorrere persone in difficoltà, danni d'acqua, alberi pericolanti o caduti a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia. Le criticità maggiori sono state registrate in provincia di Roma, 100 interventi, lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto, Pistoia, oltre 200 interventi, nei territori tra Pesaro, Urbino e Rimini, 80 interventi, nel Padovano 40 interventi. Un violento nubifragio si è poi abbattuto su Roma e parte del Lazio. Le frequenti raffiche di vento, i brevi acquazzoni hanno recato disagi di varia natura. Piante sradicate, rami e insegne pericolanti sono tra le segnalazioni più frequenti pervenute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma. Le zone maggiormente colpite sono state nel quadrante sud-est della capitale e nel litorale da Fregene a Ostia. Oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco dalle 2 della notte. Al momento la situazione è tornata alla normalità. A causa delle intense precipitazioni, alcune zone della città di Venezia risultano allagate. In una nota nel comune di Venezia, la situazione è definita critica e sotto costante monitoraggio da parte delle squadre di protezione civile e della polizia locale. È stato convocato il centro operativo comunale di protezione civile. L'invito a tutti i cittadini e visitatori è prestare la massima attenzione negli spostamenti ed effettuarli solo se indispensabili, evitare le aree allagate, verificare i piani sottinterrati ed eventualmente rimuovere materiale presente solo se ancora accessibili. Aggiornamenti in tempo reale saranno pubblicati poi sui canali social del Comune di Venezia. Andiamo a vedere allora la situazione del clima, andiamo a vedere che cosa ci aspetta per le prossime ore, vediamo un po'. E lo vediamo su ilmeteo.it dove il fa la differenza. Come sapete loro sono i nostri fornitori del meteo su questa emittente. Eccoci qui. E allora, previsioni per oggi. Giovedì 21 transita la burrasca con temporali sparsi, localmente anche di forte intensità al centro-nord, sempre soleggiata al sud.
Weekend, sabato temporalesco al centro-sud, domenica più soleggiata. Prossima settimana, nuova perturbazione da martedì 26, rimonta calda al sud. Fine mese, tempo instabile. Inizio di settembre torna l'alta pressione. Questo è quello che sta accadendo in queste ore per quanto riguarda il meteo. 0292947222 se avete voglia di intervenire per telefono, oppure 340 670 9659 per la zappa o WhatsApp. Stamattina su Italia Oggi mi ha molto colpito a ruota libera un intervento della bravissima collega Cristina Bartelli che con la sua consueta chiarezza dice delle cose molto interessanti su quest'estate. In effetti è stata un'estate, come dice lei, disincantata. Sentite un po', dovevamo capirlo dal fatto che non c'è stato neanche un tormentone estivo da canticchiare, che sarebbe stata l'estate del borbottio. Nessuno di quelli con cui ho parlato si è riposato, tutti erano e sono rimasti stanchi, a tratti nervosi, molto ansiosi. Le mamme dei gruppi social non hanno fatto vacanze, hanno fatto quasi corsi di sopravvivenza a leggerle nelle loro riflessioni. È vero quello che scrivono i saggi dei social, lo sarà ChatGPT su mandato, che l'estate finisce con la fine del liceo, poi, questa lunga stagione di scavallo, diventa solo un vuoto di tempo da riempire e se si hanno figli, il vuoto di tempo da riempire sembra doppio. È stata l'estate in cui, come scrive Fabio Vassallo, autore televisivo dal suo osservatorio di Twitter, i panini degli autogrill costano troppo, quelli dello street food avvelenano. È stata un'estate di sottrazioni, non particolare caldo al nord, non particolare gossip, solo la meraviglia del diamante di Giorgina, futura signora Ronaldo, non un giallo dell'estate a cui restare ipnotizzati. Una volta le rockstar devastavano gli alberghi, l'estate 2025 lerciano tovaglie durante le cene, sale l'indignazione oltre al retropensiero, sarà l'ennesima trovata di qualche content creator a partita IVA. La polemica politica si è limitata all'ognegnè contro il premier che va in vacanza in Grecia, mentre a noi ci toccano i balneari che si credono di avere il Ciringhita ai Caraibi, coi prezzi dei Caraibi, mentre invece si affacciano sul Mar Tirreno pieno di scarichi. Forse è stata l'estate dei bambini crudeli e scostumati, quelli che tirano sotto una poveretta che era su un marciapiede sbagliato al momento sbagliato, quelli che in più parti dell'Italia vacanziera disturbano il sonno di chi vuole riposare, impennano sulle moto, urlano, spaccano gli arredi, ancora una volta dei lidi, e quando proprio si annoiano danno fuoco alle macchine o guidano moto d'acqua senza poterlo, sai mai che diventa virale e famoso in 10 minuti su TikTok. Ordinanze contro l'adolescenza, che una volta era il periodo più complicato e tormentato e oggi invece pare essere il periodo della probabile delinquenza e della prossima imputabilità. Non so, quest'estate la classificherei come l'estate svogliata e sciatta, l'estate del disincanto. Pare sia colpa del fatto che non ci siano più soldi per il ceto medio, per la pizza e la pasta alle vongole, figurarsi per pagare le tasse. Posso dire che mi trovo pienamente d'accordo con Cristina Bartelli. La ringrazio per aver descritto in 2200 battute praticamente la rottura di scatole che è stata quest'estate. Non so voi vi siete divertiti o anche voi avete trovato quest'estate come un'estate di disincanto? Sveva, tu la trovi un'estate di disincanto, come dice Cristina? Non ti sento. Mi sa che è disincantata pure Sveva. Antonino, Lo chiedo anche a scusami. voi allo 0292947222 se questa è un'estate di disincanto, se questa è un'estate nella quale si vive Antonino, di mi senti? sottrazio Eccomi, ora ti Ah, scusa, sento. ho provato a parlare ma non ti ho sentito. Dimmi pure. Ecco. No, dico, anche secondo te è un'estate del disincanto, come dice la mia collega Cristina Bartelli su Italia Oggi? Sì, assolutamente sì, da parte mia sì. Ma perché? Cioè, è per il tempo che passa e per il tuo atteggiamento verso o proprio perché questa è un'estate che non ha inciso in niente? Allora, penso entrambe le cose. Prima di tutto perché, come già ti avevo detto, non è una delle mie stagioni preferite. Io Mh. preferisco altre stagioni. E poi in generale l'ho vissuta molto poco, comunque lavorando tutti i giorni, diciamo che è stata un'estate più particolare del solito. Questo è pure vero. Ti posso dire una cosa, io penso di averla passata meglio di tutti quanti,
perché francamente l'idea di morire di caldo senza fare niente mi atterriva, per cui per me è andata bene così. No, ma devo dire che anche a me in realtà dà sollievo avere una routine. Io sono un po' iperproduttiva, diciamo, in generale. Sì, Però, sì. comunque sì, un po' disillusa, nel senso che comunque uno non è più, no, uno studente, nel mio caso, per dire, che fino all'anno scorso ero una studentessa, quindi magari facevo i piccoli lavoretti, le cose, e adesso invece ho più responsabilità, ho meno tempo, quindi no, è anche motivo di crescita. È vero, e anche la positività di crescere. Poi sì, noi che siamo workaholic, che non riusciamo a stare fermi, non riusciamo a fare a conoscere lo stato di quiete, in effetti l'idea di stare fermi per giunta col caldo è qualcosa da suicidio praticamente. È veramente qualcosa che ti strozza l'anima, per cui va bene così, guarda, a noi è andata discretamente, dai, mettiamola così, Sveva, tutto sommato. Sì, sì, son d'accordo. 0292947222 alle 12:25 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, dopodiché nella seconda parte di Capitaneria di Porto avremo con noi Riccardo Cascioli, il direttore della Nuova Bussola Quotidiana. Oggi parliamo dei primi 100 giorni del papato di Leone XIV, le differenze, le innovazioni rispetto alle fughe in avanti che sono state fatte da Francesco, la Chiesa che torna a essere più Chiesa, meno partito politico, anche se la Chiesa in Italia, la gerarchia in Italia non sembra essere ancora così convinta del cambiamento di rotta impresso dall'attuale pontefice. Quali sono le sfide che si trova davanti adesso il Papa e con lui tutta la Santa Sede? Se ci sarà la possibilità di dare un contributo alla mediazione per la fine della guerra in Ucraina o comunque per la crisi medio orientale, la guerra medio orientale, come vedete c'è molta carne al fuoco. Ho chiesto a Riccardo Cascioli, e lo ringrazio per la sua cortesia, di parlare con me perché ieri, vi dico la verità, sulla Nuova Bussola Quotidiana è apparso un pezzo che mi ha segnalato la nostra Suad Sbai, la voglio salutare, nel quale proprio Cascioli sottolineava questo fatto, cioè il Papa nel mandare un telegramma ai vescovi dell'Amazzonia gli ha ricordato che il loro compito non è la Pachamama, non è gli idoli pagani che avevano portato in Vaticano sotto Bergoglio, ma è annunciare Cristo, e anche questo è un cambiamento di prospettiva. Ma abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, buongiorno, Berengario in Subrico da Roma, saluti. Grande Berengario, ciao, che si Io vi dice? ascolto tutti i giorni, non chiamo mai, però vi ascolto tutti i giorni da mane a sera, perché lavoro, per cui girando. Grazie. Niente. Allora, no, solo un appunto, ma proprio una cosetta, durante i 2 giorni, diciamo, di interregno, no? E anche nel pomeriggio, se fosse possibile un po' meno musica, un po' più cultura. Io gradivo tantissimo le letture sia di Cainarca. delle Promessi Sposi, sì, Sì. di Cainarca, ma anche eventuali repliche delle scuole di magia, queste robe qua che ci fanno cultura a tutti noi, perché è una roba che a me appassiona l'economia, anche se non è il mio campo, però avere dei rinfreschi ogni tanto di politica, economia, come si chiamano, ogni tanto ho visto che rivala la cosa dell'onorevole Ravetto, va benone, ecco, una roba così, però anche presa dagli altri. Un po' meno musica e un po' più di queste cosine qua. E poi, se è possibile, qualcosina anche di musica celtica, che una volta andava tantissimo su Radio Padania e poi non va più. Ecco, però se è possibile rimettere ogni tanto qualcuno di quei bei CD che andavano tanto, fa piacere, un po' di ritmo. Grazie. Berengario, io non ho radio e... Grazie. Berengario, io grazie, non ho ovviamente in mano la programmazione, però tu hai fatto la tua segnalazione, noi la prendiamo e la passiamo a chi di dovere. Tra l'altro ormai diciamo pure che il palinsesto estivo è pure agli sgoccioli, perché tempo 10 giorni si tornerà a quello invernale, a quello ordinario. Non ci sarò soltanto io, perché io mi fermerò
fino al 21 di settembre, portate pazienza, dal 29 di agosto, 30 di agosto fino al 21 di settembre, poi il 22 riprenderemo con la sesta stagione di Zoom, ma gli altri li ritroverete tutti, Giovanni Sallusti, Giulio Cainarca, Sammy Varin, eccetera, 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 Alessandra Mori, Celeste Collovati e compagnia bella, insomma, gli amici del Piu, Mimmo Magnetta, ne abbiamo gente che si muove qui sulle nostre magiche onde di Radio Libertà, per cui non vi preoccupate, ormai è questione veramente di poco, dopodiché subentrerà di nuovo il palinsesto invernale, a quel punto noi saremo tutti di nuovo al nostro posto. Io no, almeno mi fermo per 20 giorni, me lo concederete, dopodiché giuro che tornerò al mio posto alle ore 18:05 trattabili di lunedì 22 di settembre, sesta stagione di Zoom, che ripartirà dalla puntata numero 1200 e non so quanto. Poi vedremo a quanto eravamo arrivati. Bene, allora sono le 12:30, noi andiamo in pausa, ci sentiamo i Chicago con Street Player del 1979 e poi torniamo. Years, street time swirling through my mind. Trouble was often in the air, so it's wrong to forget our despair. 'Cause I'm a street player, and I'll play you a song. 'Cause you know my heart and soul will carry on. The only way, street corners, busy hubs, where I home away. Lesson learned us to help it today. I'm a street player, and I've seen it all. The hitman, thieves, and many of all. But as you see, I still stand tall. It was such a small space in time. Never knew that I would burn. A musical path for all to see. Anxiety to ecstasy. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Rinnovate la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 12:34 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capitaneria di Porto di oggi, giovedì 21 di agosto dell'anno del Signore 2025. Vi ricordo 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Allora, avete ascoltato i Chicago con Street Player 1979, Chicago, The Windy City, città ventosa, ma anche Chicago, città del Papa, di Robert Prevost, in arte al Soglio, Leone Antonino, XIV. scusami, abbiamo recuperato la chiamata. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno signor Tonino, Lisetta. Benvenuta e ben trovata. Non potevo mancare anche oggi. Ma allora, io oggi vi volevo parlare sulla politica migratoria. Vada. Se non le dispiace. Allora, il PD e il Movimento 5 Stelle, signor Tonino, mi sembra che non risparmino il governo la critica per il mancato funzionamento del centro per respingimenti costruito in Albania. Sì. Allora, in realtà, ogni volta che le forze dell'ordine vi hanno trasferito i migranti illegali, c'è stato un giudice, purtroppo, che ha ordinato di riportarli in Italia. Cioè, è una ferita, secondo me, che brucia ai nostri partiti di governo, che accusano le toghe rosse di voler neutralizzare, mi sembra la parola giusta, l'operazione Albania, e aspettano che entri in vigore la nuova normativa, mi sembra europea, che dovrebbe legittimare il meccanismo di gestione extra UE dei migranti. Ma sta di fatto che ormai in Albania, signor Tonino, non ci sono più neanche i poliziotti a far la guardia, mentre restano i conti da pagare, purtroppo, ma certo diverse centinaia di milioni di euro. Forse era meglio l'idea di Salvini di prima. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie ancora. Ma qui non credo che si tratti di dire quale sia l'idea migliore una rispetto all'altra, tant'è vero che addirittura il sistema Albania è stato apprezzato niente meno che da un settimanale quale The Economist. The Economist intanto non è di destra, non è conservatore, sono inglesi, sono brexitati, e loro però, malgrado tutto, hanno detto: guardate, questo sistema dei rifugiati, questo sistema dell'accoglienza aveva senso negli anni 50 per quelli che scappavano dalla Russia di Stalin, ma nel mondo attuale è evidentemente andato in tilt. Nell'andare in tilt, allora, una soluzione come quella adottata dal governo italiano è quella che noi ci sentiamo di apprezzare e di appoggiare. Il che, detto da loro, se permettete, mi sembra un grosso riconoscimento all'attività di questo governo. Ora, io non lo so, in questo momento non so dirle, cara Lisetta, se ci siano ancora i poliziotti oppure no al centro espulsioni, perché tale doveva essere dell'Albania. Però un fatto è certo: questa cosa si farà, si deve fare. La si deve fare malgrado tutti i lacciuoli, le pastoie che ci sono, perché alla fine deve prevalere un punto, e il punto è che la politica è quella che deve avere sempre e comunque la prima mano. Questo è uno dei frutti avvelenati di Mani Pulite, e a maggior ragione anche su questo bisogna arrivare ad avere l'attività e il funzionamento del centro in Albania, perché è la politica che ha sempre la prima mano. Tutto qui. Va bene, le 12:38, vi dicevo di Street Player di Chicago. Da Chicago viene Papa Leone XIV, 103 giorni dopo la sua elezione. Proviamo a fare un po' il punto di come le cose siano cambiate rispetto al papato di Francesco. Allora diamo la parola a Riccardo Cascioli, il direttore della Nuova Bussola Quotidiana, che voglio ringraziare ancora una volta per questa chiacchierata. Sveva, vai pure.
Sì. Allora, io ho il piacere, ed è un vero piacere, di avere come ospite il direttore della Nuova Bussola Quotidiana, Riccardo Cascioli, che voglio ringraziare per il suo tempo, per la sua disponibilità e soprattutto per la sua chiarezza. Stamattina leggevo un interessante servizio sulla Nuova Bussola Quotidiana a proposito di un telegramma che voglio leggere ai nostri ascoltatori, telegramma che il Papa ha mandato ai vescovi della conferenza ecclesiale dell'Amazzonia. È un telegramma del 18 agosto, è firmato dal segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, nel quale in tre righe, credetemi, il Papa liquida tutta una serie di prese di posizioni ecologiste che vennero fatte dal suo predecessore, e segnatamente il famoso volto amazzonico della Chiesa, la Pachamama, quella processione assurda che si fece nei giardini vaticani, dove c'era pure l'altro soggetto, insomma, quello col fallo al vento, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tre righe. È essenziale che Gesù Cristo, nel quale tutte le cose si ricapitolano, sia annunciato con chiarezza e immensa carità tra gli abitanti dell'Amazzonia, di modo che ci impegniamo a dar loro il pane fresco e puro della buona novella e il nutrimento celeste dell'Eucarestia, unico modo per essere veramente popolo di Dio e corpo di Cristo. E con questo cade anche il mito del buon selvaggio a cui l'Occidente, la Chiesa occidentale, si sarebbe dovuta ispirare. Insomma, direttore, mi pare che questo Papa, con la teoria dei piccoli passi, ma ha impresso una serie di virate che sono l'esatto opposto di quello che faceva Bergoglio, o sbaglio? Diciamo che questi primi interventi sicuramente spingono in questa direzione. Sembra evidente che proprio anche per la situazione così di profonda divisione nella Chiesa, della polarizzazione che c'è stata negli anni passati, il Papa ci tenga a mantenere una unità, pur correggendo il tiro, magari citando ancora Papa Francesco, ma dando comunque un significato un po' diverso a certe parole, a certi slogan. È un po' come quegli strumenti di assistenza alla guida, che quando Sì. cambi leggermente corsia, diciamo leggermente, ma ti rispingono verso il centro della corsia. Beh, diciamo No? che qui Questo... il volante ha vibrato bello forte. Sì, sì. Ecco, c'è da dire che io ho anche sottolineato, attenzione, non è un documento magisteriale, Sì, insomma, certo. noi abbiamo la Laudato Si, abbiamo la Laudate Deum, cioè un'enciclica, un'esortazione apostolica, tanti interventi, tante, incentivi a un certo ecologismo. Qui abbiamo un telegramma, no? Quindi neanche un messaggio diretto personale, però sicuramente le parole sono molto chiare e quindi ci possiamo aspettare che passo dopo passo un po' tutto questo aspetto qui venga corretto, perché molto spesso per quanto riguarda il pontificato precedente si mette l'accento su tante errori o confusione dottrinale, però molto spesso si dimentica tutto questo aspetto invece dell'ecologia che credo io che sia l'argomento dove la confusione e l'ideologizzazione, la mondanità del pontificato precedente si è espressa ai massimi livelli. Ecco, quindi questo mi sembra molto importante, che dica delle parole chiare, appunto, per esempio, come seguito della frase che hai letto, anche la questione appunto del non farsi adoratori della natura, che è importante perché qui si ricollega molto a Benedetto XVI, devo Sì. dire, perché in un'occasione Benedetto XVI ebbe a dire che la minaccia più grave per la natura, per l'ambiente, era l'ateismo, perché quando viene a mancare il rapporto con Dio, o si sfrutta la terra in modo selvaggio o la si adora.
no? Quindi lo sfruttamento e l'adorazione della natura, che riprende il Papa in questo telegramma, sono in qualche modo due facce della stessa medaglia. Certo. Il fatto di fondo, mi pare di capire però, allargando un po' il nostro discorso, a 103 giorni dall'elezione di Robert Prevost al Sacro Soglio, mi pare di capire che comunque ci sia diciamo, il forte punto di rottura è, se mi posso permettere, almeno a me così pare, nello stile papale di questo pontefice. Cioè, Francesco tendeva a fare la parte di quello che sono uno di voi. Prevost, per carità, è stato un missionario, è uno che a quanto pare ha un forte senso dell'umorismo, gli piace fare i bulgari, gli piace giocare a Wordle, usare gli strumenti di comunicazione e tutto, però è più distaccato rispetto a Bergoglio, e soprattutto mi sembra che in lui si sia di nuovo accentuata, o più precisamente si sia recuperata, la dimensione spirituale della figura del Papa e della sua missione, un po' per il suo modo di fare e un po' anche per quello che lui predica, perché mi pare che siamo tornati di nuovo a parlare di Cristo, della Madonna, dei santi. I temi sociali sono stati, non dico accantonati, ma comunque suonano più in seconda battuta. Non c'è questa ossessione continua sulla migrazione, sull'aprire le porte, anche se qualche volta anche questo Papa ha parlato di accoglienza. E poi la cosa che vorrei sottolineare e che secondo me non è stata molto evidenziata è che in questo momento, almeno per adesso, mi sembra che il rapporto con la Casa Bianca sia un buon rapporto. Perché tutto sommato, vabbè, Vance è stato a trovarlo, eccetera, eccetera, però potrebbe anche lui dare questo contributo per la fine, ad esempio, della guerra in Ucraina. Cioè un Papa americano, per quanto lui sia anche cittadino peruviano e quindi rappresenti tutto il continente americano da nord a sud, un Papa così, che è un Papa globale, più un presidente americano che certamente è nazionalista, eccetera, eccetera, però secondo me può rappresentare un punto di svolta anche per la storia, non solo per la Chiesa. Ma questo credo che poi si vedrà nel prosieguo, certamente come andranno le cose, però giustamente è importante sottolineare quello che dicevi prima, cioè lo stile, che però si può in qualche modo aveva anticipato nel primo intervento che aveva fatto da Papa, quando diceva che noi dobbiamo scomparire perché appaia Cristo, che è un po' l'esatto opposto del pontificato precedente. E questo mi sembra molto importante. In effetti è il suo stile, ci tiene a sottolineare sempre la centralità di Cristo e cerca di accompagnare tutti su questa strada. Mi sembra evidente che ci tiene anche non, come dire, né a dire continua a fare le stesse cose che si facevano prima, ma né neanche a dire no, adesso sono arrivato io e faccio il contrario. Non è come dire, un presidente che dall'opposizione passa al governo e che quindi esercita lo spoil system, oppure comunque dice adesso comando io e faccio io in un altro modo. C'è una consapevolezza che il Papa è anche lui, come tutti, a servizio della verità. Quindi non è il tiranno che poi decide come fare e governa a suo modo. Tant'è vero che come dire, questo cambio di passo si sente perché nessuno oggi parla della Chiesa di Leone XIV, Sì. mentre fino all'altro giorno si parlava della Chiesa di Francesco. Infatti. E veniva il popolo di Francesco. Popolo di Francesco, la Chiesa di Francesco, ma soprattutto veniva come dire, quasi incentivata, favorita questa narrazione, anche del Papa come l'uomo solo contro tutti i poteri ecclesiastici, quasi un conflitto con il resto della Chiesa o della gerarchia ecclesiastica. È evidente che questo Papa si muove su un livello completamente diverso come stile. Poi
sui contenuti, ecco, stiamo scoprendo piano piano che ci sono delle differenze. Certo, ci sarà molto da fare perché, come dire, ricucire quello che è stato strappato negli anni precedenti non è un compito semplice, sarà un compito durissimo. Diciamo che sta però, come sta dimostrando di essere veramente un uomo che ama Cristo e ama la Chiesa, ama l'unità della Chiesa, e quindi ci tiene che la Chiesa viva anche la sua missione e che sia nel mondo con la sua identità. Poi vedremo le nomine, vedremo i documenti magisteriali, come si muoverà quando poi ci sono da fare delle scelte che saranno anche dolorose, perché ci sono delle questioni aperte che insomma a un certo punto non potrà evitare. Ne dico qualcuna, una riguarda la liturgia, quindi no, la messa in latino, un altro punto è quello così anche delle unioni omosessuali, e poi anche la questione della Cina e dei rapporti con la Cina. Noi qui c'è un caso anche grave che non so, proprio in questi giorni ne scriverò prossimamente. C'è il caso di Jimmy Lai, l'editore di Hong Kong, che è in carcere, perseguitato, un cattolico, su cui è sceso il silenzio, no, negli anni passati, proprio per assecondare il governo cinese, con cui si è voluto fare un accordo che tuttora rimane segreto. C'è anche il cardinale di Hong Kong, il vescovo emerito di Hong Kong, che è sotto processo, e Zen finora c'è Zedong, sempre sì. stato silenzio. Esatto, cardinale Quell'uomo Zen. è un eroe. Esatto, ma È anche un questo eroe. Jimmy Lai, che sta rischiando di morire in carcere, ma io spero che si voglia dire qualcosa, perché stiamo parlando, come dire, di un colpo che il governo cinese sta dando alla Chiesa, quindi vediamo anche su queste cose, è uno dei punti su cui dovrà per forza a un certo punto dire qualcosa, e vedremo anche come riuscirà a muoversi in una situazione che è già, come dire, già stata impostata in un certo modo e consolidata in un certo modo. Sì, diciamo in un modo che, lo dico io che non sono così educato, è stato un calarsi le brache davanti al governo cinese, visto e considerato che appunto Zen, che torna a ripetere un eroe, io lo metto insieme col cardinale Van Tuan, che è un altro vero eroe, martire e testimone della fede, quale Van Tuan, il cardinale Nguyen Van Tuan. Vi suggerisco di leggere, tra l'altro, per chi ci sta ascoltando, la sua biografia, un uomo di una fede straordinaria, un uomo innamorato di Dio in modo eroico. Ecco, a maggior ragione però il concetto di fondo qual era? Prima con Benedetto XVI, anche con Wojtyła, il concetto era che bisognava arrivare a un piano di parità e di rispetto con il governo cinese. Invece l'accordo che Bergoglio ha voluto, che Francesco ha voluto chiudere, diciamolo pure anche un po' forzatamente, con il governo cinese, è stato un accordo che ha permesso ai cinesi di fare tutto quello che volevano fino allo sfregio finale, cioè a Papa morto hanno nominato 2 vescovi infischiandosene della Chiesa cattolica e infischiandosene dell'autorità di Roma. Allora, ecco, io immagino che ci sarà comunque una qualche, non dico chiusura, questo no, ma sicuramente qualche bullone dovrà essere stretto. La liturgia, ecco, io sono del parere che un Papa nato nel 1954, anzi nel 55, chiedo scusa, un Papa nato nel 55 che aveva 10 anni quando è arrivata la riforma liturgica, che è diventato sacerdote sotto Giovanni Paolo II, quando la riforma liturgica ormai era una realtà più che affermata. Secondo me lui si fa meno problemi rispetto, per esempio, penso a Ratzinger nella sua autobiografia La mia vita, quando lui diceva vabbè, l'edificio della riforma liturgica hanno fatto un edificio nuovo con pezzi nuovi e pezzi del vecchio, e per questo, diciamo così, non mi ha convinto del tutto. Poi Papa Ratzinger ha sempre celebrato secondo la messa di Paolo VI, non ci sono stati problemi, ha fatto anche il Summorum Pontificum. Si può tornare almeno a quello per evitare ulteriori lacerazioni?
Questo è l'auspicio di tanti, perché questa divisione non fa bene a nessuno, questa divisione sul piano liturgico. Benedetto XVI ci teneva a fare in modo che ci fosse appunto, lui parlava sempre in generale nella Chiesa dell'ermeneutica della riforma nella continuità, Sì, cioè evitare quella cesura che tanti da una parte e dall'altra vorrebbero leggere nel Concilio Vaticano II. Quindi anche nella liturgia avrebbe desiderato, appunto, come obiettivo finale, anche il suo Summorum Pontifico serviva proprio perché ci fosse una commistione fra il rito antico in latino e il rito Novus Ordo, come si dice, no, il rito nuovo. Ma in ogni caso la liberalizzazione della messa in latino dovrebbe essere una cosa assolutamente ovvia, naturale, non perché per creare, come dire, dei conflitti per delle chiese diverse, ma semplicemente perché è una constatazione anche semplice, una messa che è servita e che ha santificato tante persone nel corso dei secoli, non si capisce perché dovrebbe essere messa fuori legge, no, come certo. alcuni pretendono. E credo che anche su questo, certo, il Leone si troverà sicuramente a dover risolvere una bella gatta da pelare, perché magari sarà difficile, anzi sarà impossibile accontentare tutti, ma io credo però che in questo periodo ha dimostrato comunque di avere una chiarezza nel modo quando si esprime, comunque è Sì, chiaro, no, sì. siamo partiti dal telegramma di oggi. E quindi magari darà un criterio chiaro anche per affrontare questo tema. Del resto, l'assurdità è anche nel fatto che nella Chiesa cattolica ci sono accettati tanti riti diversi, non solo il rito ambrosiano, il rito romano in Italia, ma Sì. ci sono i tanti riti orientali, per I Siro esempio, Malabaresi, come no? sì, certo, ci sono, ma i Greco-Melchiti, cioè ci sono tante, veramente le chiese orientali hanno tutti riti diversi, ma comunque tutti accettati perché tutti comunque condividono la questione fondamentale, quindi non si capisce perché soltanto un rito dovrebbe essere vietato e non essere, come dire, accettato nella Chiesa romana. Direttore, io mi avvio alla conclusione, grazie intanto del tuo tempo, veramente io avrei preferito fare Grazie a voi. notte, però purtroppo c'è un orario da rispettare. L'Italia, la Conferenza Episcopale Italiana, è evidentemente, diciamo, con un attivismo che non è nelle corde o nell'ideologia dell'attuale governo. Il cardinale Zuppi, sempre molto attivo, il cardinale Zuppi prende delle iniziative, Monsignor Paglia qualche tempo fa però parlava di far nascere un nuovo partito cattolico. Chiedo scusa, ma perché vogliono andare per forza a sbattere contro il muro e non capire che la soluzione forse nell'attuale situazione politica dell'Italia, l'unica soluzione saggia era quella del ruinismo ideato appunto da Camillo Ruini, cioè costruire, far crescere degli onorevoli di retta formazione cattolica che però nel momento in cui c'era qualche tema importante facevano muro in Parlamento e non un intervento diretto a gamba tesa nel teatrino della politica. Possiamo tornare a questo o come cambierà la CEI sotto Leone? Ma io credo che l'unico cambiamento sia che i vescovi, l'unico cambiamento possibile e auspicabile è che i vescovi tornino a preoccuparsi soprattutto della salvezza delle anime e non dei partiti. Perché devo dire, io personalmente non sono un entusiasta del ruinismo, perché alla fin fine è vero che, come dire, la presidenza anche del cardinale Ruini risentiva di un momento particolare in cui si era sfaldata la democrazia cristiana, in cui c'era disorientamento anche fra i politici cattolici e quindi in qualche modo ha fatto anche da supplenza. Però credo che
abbia il problema è quello di aver ridotto anche il ruolo di vescovi della CEI a un ruolo anche di supplenza politica che non è corretto. Un conto è richiamare la verità quando si tratta soprattutto di certi temi che toccano anche materie diciamo di morale legate alla fede, come per esempio può essere la vita, la famiglia, e un conto è l'intervento diretto nell'arena politica, e questo credo che sia un male in sé. Io quello che mi aspetto da questo Papa, per come vedo che si sta muovendo, è un richiamo e un riportare anche la Chiesa italiana a occuparsi soprattutto di evangelizzazione, per dire anche nei confronti dei migranti. Un conto è l'accoglienza, certamente ci mancherebbe che non ci fosse, come dire, comunque un'apertura e un'accoglienza per il diverso, per chiunque, ma mi sembra che sia, cioè, un'accoglienza che non abbia come obiettivo anche l'annuncio di Cristo, non è opera, non è dei cattolici, cioè l'accoglienza la possono fare tutti, ma il cattolico sa che chiunque, l'immigrato come colui che è già italiano, comunque la cosa di cui ha più bisogno, sì la casa, sì il lavoro, sì tante altre cose, ma soprattutto ha bisogno di un significato nella vita. È questo che la Chiesa è chiamata a dare, a proporre. E poi lasciamo perdere il fatto che laddove addirittura si difende l'illegalità, perché qui non stiamo parlando di immigrati in senso generale, ma di immigrazione illegale. Ecco, quello che abbiamo visto in questi anni è che la Chiesa sostenere l'illegalità della migrazione. Quindi ci si può almeno augurare che venga, che su questo ci sia un richiamo, ma soprattutto, appunto, ripeto, a quella che è la missione principale della Chiesa, quello che il Papa ha anche richiamato ai vescovi dell'Amazzonia, cioè noi siamo qui per portare Cristo a tutti, perché questa è la vera risposta ai tanti problemi anche concreti che la gente ha, perché tutto il resto è conseguenza. Cercate prima il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in più. Questa consapevolezza credo che debba essere fatta propria prima o poi anche dalla Chiesa italiana, che invece è troppo impegnata in campagne ideologiche. Sicuramente la presidenza Zuppi è diversa in questo anche dalla presidenza Ruini, nel senso di un coinvolgimento più diretto anche nel sostenere il Partito Democratico, le sinistre, nelle critiche ai governi di centrodestra, ma è, come dire, ormai una deriva iniziata da tanto tempo, però una deriva appunto ideologica e politica che deve finire. Certamente, anche perché magari mandare le ONG, anzi pagare Casarin per andare a fare l'ONG in pieno Mediterraneo forse non è propriamente compito della Conferenza Episcopale Italiana, mi permetto di dirlo a margine. Certamente. Ecco. Certamente. Direttore, allora, grazie del tuo tempo, buon lavoro a te e ai colleghi della Nuova Bussola Quotidiana. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi, Proprio mai. il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontagli a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola nuova. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È pieno di speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegnono i tuoi occhi per me e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. A te la linea, Antonino? Antonino, mi senti? E rieccoci alle 13:05 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Capetianeria di Porto. Grazie Sveva, as usual, avete ascoltato, l'aveva richiesta il nostro ascoltatore, parole, Mine Alberto Lupo, anno di grazia 1971. E allora adesso noi proseguiamo, sono le 13, 6 minuti e 16 secondi, abbiamo ancora un po' di tempo per prendere le vostre telefonate allo 029294 7222 se avete voglia, oppure 340 670 9659 se ci sono delle zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Un'altra occhiatina alle agenzie, stavolta andiamo sull'Agi, vediamo un po' che cosa c'è di interessante sull'Agi. Sgomberato il Leoncavallo dopo 31 anni è la notizia d'apertura, poi ancora nubifragi e allagamenti in Veneto, in Toscana record di fulmini, 109.000 in 12 ore. Via all'offensiva finale su Gaza, l'attacco record russo in Ucraina, 614 tra missili e droni. Ucraino fermato a Rimini per l'attentato al Nord Stream. E ancora, doppio misto US Open, Errani e Vavassori ancora campioni. Mediobanca, l'assemblea boccia l'OPS su Banca Generali. Fratelli Menendez, la California decide sulla libertà vigilata dopo 35 anni. L'omicidio di Gemona, Lorena Venier al PM, ho ucciso mio figlio, la dengue aumenterà in Europa, tutta colpa del cambiamento climatico. Entro il 2100 le foreste non saranno più come le conosciamo. Ma chi è questo signore? Vediamo un po'. Sì, abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Ecco, buondì. Antonino? Sì, sono io, mia cara. Sono Ornella, ciao. Oh, cara Ornella. Ciao. Allora, mi interessava molto come si chiama l'argomento di Papaleone. Ah, la conversazione con Cascioli, grazie, dimmi tutto. Mi interessava molto. Voglio dire la mia allora. Su questo Prego. Papa, secondo me, sta cercando con tanta fatica, secondo me, di tenere insieme le varie anime.
Non lo invidio, poverino, perché c'ha un lavoro enorme da fare. Cioè, mi domando anche dove erano finiti tutti i cattolici. Cioè, non c'era più nessuno in chiesa, dove erano finiti? Erano strade piene e le strade erano pericolose grazie alle risorse della sinistra, perché anche nelle chiese si parlava solo di quello, non si parlava più di Dio, si parlava di vaccini, di tutto meno che di Cristo. Finalmente un Papa che torna a parlare di Cristo, di pace, cioè secondo me è un Papa amiche ma molto determinato. Penso che non si farà mettere i piedi in testa dai vari zuppi, eccetera. Non so, hai capito cosa voglio dire? Vorrei dire tante cose, comunque questo è quello che volevo dire. Grazie Antonino, ciao. Prego Ornella, certo che non si farà mettere i piedi in testa, anche perché in quanto pontefice romano egli ha potestà piena, suprema, immediata, contro le sue decisioni non è ammesso ricorso e soprattutto egli può essere giudicato solo da Dio in persona. Questo è ciò che insegna il diritto canonico sulla figura del romano pontefice. È proprio così, perché la Chiesa non è una democrazia e tutto viene dall'alto e tutto all'alto tende. Leggendario. E questo le ha permesso di sopravvivere negli ultimi 2000 anni con buona pace di quelli che ci si sono provati a scassarla. Infatti, chi fu? Il cardinal Consalvi, se non sbaglio, che disse a Napoleone: santità, sì, maestà, voi credete di poter distruggere la Chiesa? Sono 2000 anni che ci provano i preti e non ci riescono, figuratevi se ci riuscirete voi, mon empereur. E infatti Napoleone non ci riuscì. Le 13, 10 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Chi è questo signore? Sentite un po' voi, l'Aggi. La Procura federale tedesca ha annunciato che la polizia italiana ha arrestato un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Secondo la Bild si tratta di Sergei K, che si trovava a bordo della barca a vela utilizzata dai sabotatori. La Procura federale tedesca sta indagando sul presunto attacco. L'arresto, il primo in relazione a questo caso di alto profilo, è stato eseguito nella provincia di Rimini da agenti di polizia sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte federale di giustizia il 18 agosto, ha fatto sapere la Procura federale in un comunicato. Colpo di scena, signore e signori. E questa era stata un'ipotesi fatta da Carlo Cambi a Zoom sulla possibilità di un sabotaggio che non venisse da parte russa. Molto interessante. Va bene, adesso è il momento del secondo faccia a faccia. C'è un'Italia che fa del bene, l'associazione La Farfalla Bianca ETS, per questo nostro penultimo appuntamento con loro. Vediamo quale sogno hanno realizzato questa settimana con l'amica Alessandra Raveane. Sveva, se sei pronta, vai pure. Alessandra Raveane dell'associazione La Farfalla Bianca ETS, che tra poco ci presenterà anche la gradita ospite che vedete già collegata, e in particolare stavolta andiamo in una RSA. Alessandra, raccontaci un po'. Sì, grazie Antonino, buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito e grazie a Radio Libertà per questi spazi che mette a disposizione. Ecco. Oggi siamo qua per presentare un progetto che l'associazione ha già realizzato, che abbiamo intitolato Sinfonia d'amore, e mi fa molto piacere parlare di questo progetto perché è stato, diciamo, parte da un desiderio del mio nonno, per cui mi sento anche molto coinvolta da un punto di vista personale. Intanto ringrazio anche Egle per essersi collegata. Lei fa parte della RSA Residenze del Sole, presso la quale abbiamo portato questo progetto. E direi che questo faccia ampiamente onore alla vostra RSA e mi sembra anche un gesto di estrema delicatezza verso i vostri ospiti, quindi complimenti. Sì, ecco, noi abbiamo scoperto dell'esistenza di questa diciamo, ricerca che faceva questa residenza, che ha a disposizione un pianoforte a mezza coda e cercava qualcuno che potesse dare suono, musica.
E vista questa richiesta e incrociando il sogno di mio nonno, che era un amante della musica, di ogni genere di musica, soprattutto chiaramente, vabbè, il suo strumento era il pianoforte, e mi è proprio, come dire, è come se si fosse incontrato, il destino avesse voluto far incontrare questo desiderio di mio nonno con questa richiesta delle residenze del sole. Per cui abbiamo preso contatti con loro per realizzare un momento musicale da dedicare ai loro ospiti. E quindi siamo andati ad incontrarli, abbiamo costruito insieme a loro il progetto è subito piaciuto anche a tutti loro, insomma, quindi ci ha fatto molto piacere essere accolti subito con grande affetto da tutti loro. La giornata del concerto, che si è tenuta il 18 giugno, è stata veramente emozionante, meravigliosa, devo essere sincera. Gli ospiti erano rapiti dalla musica, da quello che hanno ascoltato. Il pianista Andrea Tonoli, che purtroppo non è presente qui oggi nella nostra chiacchierata, è stato bravissimo, ha trasmesso non solo musica ma anche emozioni, sentimenti, e io devo dire che sono tornata a casa dopo questo evento con tantissime cose, mi si è riempito il cuore, ecco, e quindi ho veramente molto piacere a raccontare di questo sogno che appunto partiva dal mio nonno, donato a questi ospiti, queste persone, e la sala era piena, per cui è stata davvero un'emozione intensa. Egle, non capita tutti i giorni di organizzare una, come potremmo dire, serata danzante in una RSA. Com'è andata la preparazione? Che risposte avete avuto dagli ospiti? Sì, allora esatto, come ha già anticipato Alessandra, ci sono due desideri che si sono incrociati, perché la nostra RSA aveva lanciato un appello che avevamo intitolato proprio Dona la tua musica, in cui cercavamo qualcuno che potesse donare appunto questa esperienza musicale ai nostri residenti. E veramente il Fato ha lavorato per realizzare per incrociare, come ha detto Alessandra, questi due desideri, e ha permesso di incontrare un'associazione che veramente vuole lavorare sulla realizzazione di desideri di persone che purtroppo appunto non ci sono più, trasformandolo in qualcosa di effettivamente attivo e portando un qualcosa di positivo a chi è ancora in vita. E diciamo che la giornata del concerto, come ha detto anche Alessandra, è stata veramente ricca di emozioni. I nostri residenti hanno avuto la possibilità di ascoltare una musica che normalmente all'interno di una RSA non viene ascoltata, e soprattutto fatta da un pianista molto bravo come appunto Andrea. Diciamo che tutti i residenti nel momento in cui hanno lasciato la sala hanno avuto parole emozionanti rispetto a quella che è stata la musica che hanno ascoltato, perché chiaramente la musica è un canale che agisce trasversalmente e indipendentemente dalla malattia, dalla cognitività di ciascuno di noi, riesce a colpire direttamente quelle che sono poi le emozioni, ecco. È vero. Che musica è stata suonata? Ma Andrea ha portato un repertorio vasto, diciamo, da quello che potevano essere delle musiche classiche, anche musiche recenti, ha suonato riadattando una canzone dei Coldplay, per esempio, quindi è stata proprio una carrellata molto interessante e anche variegata. E questo è stato, e la cosa che ha colpito è proprio anche tutte le persone che hanno partecipato, tutti gli ospiti in religioso silenzio. È stata una cosa veramente incredibile, davvero.
E alla fine, chiaramente, come diceva anche Egle, alla fine del concerto hanno avuto tutti il piacere di andare a salutare Andrea Tonoli, hanno avuto hanno avuto un riscontro, abbiamo avuto un feedback molto positivo, molto, molto allegro. Posso dire che è stata una mattinata che ha portato anche tanta, tanta allegria. Io ho visto questo anche. E quindi Ecco, per me è stiamo stata vedendo la infatti qualche realizzazione. immagine. Qui cosa stavate facendo? E questa è la parte finale del concerto dove abbiamo appunto donato una targa col nome del progetto Sinfonia d'Amore in memoria appunto del mio nonno. Diversi ospiti si sono avvicinati per poter fare le foto con tutti noi e questa è una delle foto che abbiamo fatto alla fine, appunto, varie foto di gruppo con le varie persone che avevano piacere di farsi fotografare insieme. Abbiamo anche poi portato insieme a noi un fotografo che durante la mattinata ha fotografato l'evento e abbiamo donato anche queste foto, alcune delle quali hanno dei passaggi di emozioni davvero molto belle, le ho trovate toccanti e quindi abbiamo anche donato questa parte fotografica perché loro possano utilizzarla. Sono state fatte anche fotografie chiaramente alle persone della residenza e quindi ad utilizzo proprio loro interno e ci ha fatto piacere anche poter fare questo ulteriore piccolo dono. Egle, in questa società molto spesso l'anziano viene visto come un peso e molto spesso le RSA sono considerate quasi una sorta di ultimo parcheggio dei nostri anziani. Sbaglio o invece nelle RSA si può rivendicare ampiamente la dignità di una vecchiaia vissuta degnamente e il valore soprattutto della propria esistenza? Allora, effettivamente è vero, è un po' uno stigma che è presente nella società odierna e le RSA effettivamente vengono viste come luoghi chiusi, come detto te, come ultimo parcheggio, ultimo posto che vedremo appunto in vita. Quello che invece noi vorremmo fare è invertire la rotta, ok? E portare l'esterno all'interno dell'RSA e l'interno dell'RSA all'esterno. Quindi non soltanto come un luogo in cui si vive la malattia, ma un luogo in cui si può effettivamente ancora vivere, chiaramente secondo le loro competenze, le loro capacità, ma non un luogo a sé stante rispetto a quello che è il tessuto sociale che ci circonda, nel nostro caso di Cinisello Balsamo. Questo è appunto uno degli obiettivi che noi abbiamo e chiaramente questi eventi vanno in questa direzione. In questo caso l'esterno, quindi la realtà esterna, è entrata all'interno della RSA. Certo, decisamente. Alessandra, c'è stata subito empatia da parte degli ospiti in merito a questo progetto? Come hanno accolto te in quanto nipote? Perché alla fine possono essere tutti nonni tuoi. Sì, è questo appunto quello che è bello sottolineare. È vero che l'idea del progetto parte dal mio nonno, ma quanti altri ospiti presenti durante il concerto amano la musica? Erano tutti in silenzio, ascoltavano, alcuni seguivano la musica cantando, altre persone, altri nonnini, nonnine, voglio definirli anche così, tamburellavano con le dita delle mani il ritmo della musica. Quindi tutti potevano essere teoricamente i miei nonni e io potevo essere la nipote di tutti loro. Quindi per me questo evento ha avuto veramente una rilevanza personale molto importante perché sono sicura che anche il mio nonno in qualche modo era lì, sicuramente, era presente insieme a tutti loro. E quindi per me è stato molto toccante, sì. E sono stata contenta di poter condividere con loro quelle ore di musica che ha presentato Andrea, perché è stato un piacere, un onore poter far parte di quel gruppo di persone così
presenti, così interessate, così educate nell'ascoltare, così manifeste di sentimenti, perché nessuna di loro se n'è andato via senza applaudire, senza ringraziare, senza voler provare magari a fare una foto, a fare una chiacchierata con Andrea. È stato davvero un onore, sì, posso dire così. Egle, questa è una società in cui molto spesso ci sono tanti anziani soli. In un RSA si può rifiorire? Sì, posso dire di sì. Tanti sono venuti da noi, diciamo, entrano all'interno di un RSA e effettivamente curano la loro solitudine. Tante persone e mi vengono in mente alcuni casi specifici in cui proprio anche i familiari stessi hanno detto: il mio papà e la mia mamma qua sono rinati. Perché effettivamente a casa si è soli, spesso diciamo la cerchia di amici che ci circondava in precedenza hanno magari anche timore, ecco, della malattia, parlo soprattutto della malattia di Alzheimer, e effettivamente si rimane poi soli, ecco. La RSA, ecco, purtroppo trascina con sé, come dicevamo prima, un po' questa etichetta di contenitore chiuso, però è proprio una cosa che stiamo cercando in tutti i modi di rompere, in modo che più gente si avvicini a noi, ecco, non guardandoci così male, ma leggendo questo ambiente, ecco, in maniera più positiva. Ecco, che mi sembra una cosa molto bella, devo dire. Che cosa avete imparato entrambe dagli anziani? Beh, noi abbiamo imparato sicuramente che loro sono un punto di riferimento, non possiamo mai dimenticarcelo questo, sono la nostra memoria e sono il nostro essere alla fine, perché si passa tutti da lì alla fine della fiera, come si dice. Per cui io penso che nei confronti degli anziani ci debba sempre essere massimo rispetto e soprattutto bisogna sempre ricordarsi che loro hanno avuto la loro vita, hanno vissuto molti più anni di noi e quindi per quanto magari a volte invecchiando, come si sa, si diventa un po' noiosi, ripetitivi, però un fondo di verità in tutto questo che loro dicono, che loro vogliono trasmetterci, bisogna sempre considerarlo e quindi bisogna solo imparare. Egle? Allora, io ormai è 20 anni che lavoro all'interno di una RSA e posso dire che porto dentro al cuore un po' ognuna delle loro storie, dei loro vissuti. E diciamo che, come diceva Alessandra, sicuramente nella società odierna tendiamo molto a dimenticarli, quando invece in passato erano considerati un po' il patrimonio culturale, coloro che tramandavano la nostra storia. Noi questo ce lo siamo un po' dimenticati e sinceramente è una parte che dobbiamo effettivamente riscoprire. Poi ognuno di loro arricchisce, cioè è come se fossero un caleidoscopio di situazioni, di vite, per cui veramente ognuno di loro, me come i miei colleghi, ci ha arricchito e ci arricchisce costantemente, perché chiaramente ogni storia di vita ha una parte che insegna e ti permette di leggere la realtà quotidiana e odierna in maniera diversa. Ma ora che la musica è entrata nell'RSA, bisserete al di là del sogno realizzato della nostra Alessandra? Allora, noi abbiamo, come dicevo, lanciato un appello appunto che dona la tua musica, per cui stiamo cercando di continuare su questa strada, di invitare artisti in modo che portino la loro musica, indipendentemente dal genere portato,
da Andrea Tonioli. Noi siamo aperti a qualsiasi genere musicale perché chiaramente i residenti sono tanti, i gusti sono diversi, per cui siamo aperti a diversi generi musicali. Quindi sicuramente proseguiamo lungo questa strada e adesso spero che chiaramente la collaborazione con l'associazione La Farfalla Bianca non termini qua, se non è la musica. Chiaramente ci saranno, speriamo, tanti altri progetti da poter realizzare con loro. Ecco, e questo mi sembra un piacere. Un buon augurio. Per finire, Gianni Minà dice che la domanda del bravo intervistatore, che non sono io, è che cosa farete domani? Egle, che farete domani all'RSA? Allora, domani all'RSA è un venerdì, un giorno in settimana, abbiamo calendarizzato le nostre attività, per cui abbiamo sia delle attività cognitive come il cruciverba e il gioco delle categorie e poi nel pomeriggio abbiamo invece laboratori più artistici. In un reparto abbiamo incominciato un progetto in collaborazione con un'associazione di Cinisello che stiamo portando avanti adesso. Questo. Bene, e Alessandra? Domani è venerdì, quindi spero di riuscire a terminare i miei lavori d'ufficio, a dedicarmi un pochettino. Spero di riuscire a chiudere e andare magari in vacanza nei prossimi giorni e quindi portandomi un po' di progetti vari con me, perché quest'estate voglio un po' dedicarla a sistemare un po' di cose per tornare iperattiva a settembre, così ne approfitto. Va bene, senti, la farfalla bianca. Le ferie le ho già fatte. Io ancora. Purtroppo le ferie le ho già. Non Io posso no, associarmi. Alessandra, ma secondo te il nonno sarà stato contento? Secondo me sì. Sì, ne sono sicuro perché era musica, era aiutare gli altri, perché chiaramente il mio nonno era una persona che anche nel suo piccolo aveva sempre un riguardo per gli altri e quindi sono sicura che questo progetto ha incontrato quello che lui avrebbe desiderato e quindi sono contenta e spero di poterne realizzare tanti che possano dare questo, che possano riempire il cuore come si è riempito il mio, insomma. E allora, i migliori auguri e grazie a entrambe. Grazie mille a voi, grazie a Egle per essere intervenuta e grazie a te Antonino e alla Radio Libertà, grazie. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
quisiera estar ahí, mas no tengo dinero. Oh, no tengo dinero. No, 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 no. No tengo dinero. Oh, no tengo dinero. No, 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 no. Los nuevos italianos crean aquí, impávidos y fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético Eden. Yo quisiera estar ahí, mas no tengo dinero. Oh, no tengo dinero. No, 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 no. No tengo dinero. Oh, no tengo dinero. No, 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 no. Psíquico pesado de una dea tú eres, patria de estos te crean. Psíquico pesado de una dea tú eres, patria de estos te crean. No tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, 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 no tengo dinero, oh, no tengo dinero, no, 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 no. Fatti la linea. Non tengo dinero, oh, non tengo dinero, no, 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 cara Sveva, tu ancora non c'eri, io c'ero già, era il 1983, quando i Righeira incidevano a quest'altro grande tormentone al seguito di Vamos a la playa, non tengo dinero. Bene, le 13, 35 minuti e quasi 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto. Antonino Danna per questa parte finale della trasmissione di oggi. Vi ricordo 029294 7222 se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659. È il momento del mercatello e il mercatello naturalmente oggi parla di un'altra delle grandi cose che ci accompagnavano negli anni 70-80 quando si andava al mare e che oggi un po' sono sparite, sostituite da borracce singole, individuali e così via. C'era un tempo in cui si andava al mare e c'è una foto nella chat, Sveva, la trovi un po' più in su, si andava al mare portandosi i famosi termos. Ora, i termos notoriamente servono per tenere le bevande calde o fredde. D'inverno, quelli piccoli, ci si metteva il caffè o il caffè latte per quando si era in viaggio, e allora, o per quando si andava allo stadio e così via, e allora uno si beveva un po' di caffè latte già zuccherato da casa, oppure si beveva un caffettino in curva, eccetera, eccetera. D'estate c'era lui, il re che state vedendo adesso in fotografia, il mitico Safari 5 della Giostile, e la particolarità era che questo curioso apparecchio era un maxi thermos che era capace di contenere, credo, 5 litri d'acqua, al cui interno però non necessariamente acqua, ci potevate mettere per esempio il vino, e naturalmente dentro andava caricato con il liquido che avreste voluto bere, l'acqua, il vino, l'aranciata, quello che volevate voi, e una cospicua dose di ghiaccio. Una volta caricato con i cubetti di ghiaccio, questo paradisiaco apparecchio, anche nel caldo più porco di qualunque spiaggia italiana, bastava premere quel bottone cromato che faceva tanto ufficio di lusso
e poi facendo una serie di equilibrismi, soprattutto scavando la sabbia davanti al beccuccio, in modo tale che così il bicchiere ci andava preciso preciso. Tu ti riempivi un bel bicchiere di acqua fredda, bella fredda, dopo essere uscito dall'acqua del mare, dopo aver preso il caldo, esserti asciugato e così via, ti facevi sta bella bevuta d'acqua e ti rimetteva al mondo. Naturalmente non si usava solo per questo, si poteva usare per esempio per andare a fare i picnic, per andare a fare le scampagnate in campagna, in montagna, le grigliate, e poi vi portavate questo mini frigorifero, perché poi era un oggetto anche abbastanza grande, pratico ma grande, che tu potevi portare e con lui potevi andare tranquillo. Le versioni io non ricordo bene, su questo chiedo la vostra guida. C'erano alcune versioni che contenevano anche addirittura il bicchiere collassabile, il bicchiere che aveva la stessa forma, diciamo, del classico bicchiere di plastica che si trova al supermercato. Però la particolarità era che questo era telescopico e si poteva ridurlo praticamente a una sorta di cerchietto, spesso 1 centimetro, ma forse la mia memoria si sbaglia, però credo di no. Qualcuno di voi sicuramente sarà in grado di rispondermi e di darmi chiarimenti. E con questo si affrontavano anche dei lunghi viaggi su automobili che non avevano l'aria condizionata nemmeno per sbaglio, anche perché l'aria condizionata era optional di estremo lusso che non veniva offerto tra l'altro su tutte le automobili in circolazione. Oggi provate ad andare in giro senza l'aria condizionata o a comprare una macchina senza l'aria condizionata, che in concessionaria vi ridono in faccia, non ce l'hanno, perché a poco che non ce l'hanno nemmeno al listino la macchina col climatizzatore, figuriamoci l'aria condizionata. Perché sapete che c'è differenza tra il condizionatore e l'aria condizionata. L'aria condizionata è solo aria fredda, basta. Il climatizzatore invece gestisce i flussi, eccetera, eccetera, mantenendo una temperatura costante nell'abitacolo. Una piacevole e costante temperatura nell'abitacolo, a patto ovviamente di caricarci il gas all'inizio della stagione, se no vi spara aria calda e basta, e con quella voi potete attraversare l'Italia, il deserto, quello che volete. E allora si andava in giro e ci si portava questi thermos che servivano a rinfrescare, a dare un piacevole ristoro alle persone, alle famiglie. Generalmente questi erano prodotti di tipo familiare. Quello nostro era di colore arancione, questo in foto è in colore verde molto acceso, il classico verde che si usava negli anni 70, e in effetti negli anni 70 questo è diventato un vero e proprio must, oltre a essere un bellissimo oggetto di design. Non so se qualcuno di voi lo usa ancora, se lo usate ancora avete tutta la mia stima e naturalmente spero che lo usiate non soltanto per l'acqua, ma magari anche, che ne so, per il vino, per queste bevande, per quando ve ne andate fuori all'aperto e vi fate le vostre scampagnate. Chiusa questa parte del mercatello su questo stupendo apparecchio, vorrei aprire una parentesi girando adesso una foto in regia. La prendo qui dalla zappa e voglio ringraziare Carlina. Carlina ieri, sapete che abbiamo parlato con Sveva, te lo sto rimandando sulla zappa, sapete che ieri, eccola qua, spedita. Ieri abbiamo parlato degli zoccoli, abbiamo parlato anche dei sandaletti. Io voglio ringraziare Carlina perché Carlina ci ha mandato le foto dei suoi zoccoli e dei suoi sandaletti, che tra poco vedrete sul nostro canale video. Eccoli qua i mitici, papà, mamma, noi 2 figli ne avevamo ciascuno un paio. Gli zoccoli erano scomodi, ma i sandaletti utilissimi e comodissimi anche per gli adulti. Sì, però a un patto. Il patto era che questi non si usassero col calzino bianco, che era notoriamente, lo sappiamo tutti, appannaggio dei turisti tedeschi. Questa era la cosa tipica con cui loro rovinavano e deturpavano il paesaggio italiano a quel tempo. Purtroppo ancora
lo fanno, e ahimè, però intanto ce li dobbiamo tenere perché portano, dovrebbero portare soldi, quindi insomma ci auguriamo che puntini. Che altro dire, insomma, di questi apparecchi, che erano quella sorta di miracolo, se volete. Erano una sorta di, perché tutti restavamo francamente esterrefatti e sbalorditi, perché non riuscivamo a capire come riuscisse a mantenersi così fresco un thermos del genere. E in effetti, detto tra noi, io stesso ancora oggi mi chiedo com'è che facesse a tenere fresco, però se qualcuno conosce la spiegazione ci sta. Martedì 10 di agosto del 1971 La Stampa propone picnic sulla spiaggia. Per godere il più a lungo possibile le belle giornate in spiaggia, spesso si sacrifica il pranzo, preferendogli un panino o un toast consumato al volo tra un bagno e l'altro, al sole, con accompagnamento di Coca-Cola. Mangiare in spiaggia può essere un'ottima soluzione, specialmente per chi non dispone di ferie molto prolungate, ma un pranzo in riva al mare deve obbedire a certi requisiti per non ingenerare disturbi digestivi o carenze vitaminiche estremamente pericolose quando il fisico è già sottoposto allo stress di lunghe ore sotto il sole, di nuotate o passeggiate. Niente da obiettare ai panini di facile preparazione ed economici. Non bisogna però limitarsi all'esigua fetta di prosciutto, poco ricca di nutrimento. Con un poco di pazienza si potrà preparare un picnic ricco e appetitoso che fornisca al corpo gli elementi di un buon pasto. Si può, ad esempio, sostituire al pan bianco e poco sostanzioso il pan di segale o integrale, farcirlo con insalata, uova sode, pomodoro, pollo, formaggio e un poco di maionese. E praticamente, cioè, viene un panino che ha l'ingombro di una lanciatema, probabilmente. Con i piatti di carta a strati e un pratico recipiente di plastica sarà facilissimo trasportare una buona insalata che può costituire un vero pasto completo. Basterà non limitarsi a norme troppo rigorosamente vegetariane. Tra l'altro i veri vegetariani non si contentano di legumi, ma si nutrono anche di uova, latticini e soia, che rischierebbero di indebolire l'organismo. Un'appetitosa insalata potrà essere fatta con riso, gamberetti, granchio in scatola, olive nere e pomodori, un'altra con patatelle affettate, arrosto, capperi, erbette, o ancora uova e formaggio, pomodoro e prezzemolo, peperone, mozzarella, pomodoro, origano e tutto ciò che suggerisce la fantasia. Però mangiavano alla grande qua nel 71, eh? Per condirle preferite un olio di semi, aggiungete sempre, anche quando vi sta già dell'aceto, un limone spremuto che garantisce la dose quotidiana di vitamina C, indispensabile per l'elasticità dei tessuti. Quando si passa tutta la giornata in spiaggia è necessario bere molto. Evitate le bevande gassate che dilatano lo stomaco e orientatevi piuttosto verso i succhi di frutta diluiti con un'aggiunta di limone, il tè o il caffè freddo conservato in thermos o una bevanda a base di latte scremato, resa più saporita da uno sciroppo di lamponi e ciliegie. Non dimenticate poi la frutta da cambiare ogni giorno, oggi pesche, domani melone, albicocche o prugne e un dolce semplice casalingo, magari a base di frutta. Tra l'altro vi diamo anche il pranzo per domani, mercoledì 11 agosto 1971, che potrete consumare ovviamente in spiaggia. Polpettone di prosciutto e carne. Per 4 persone occorrono un etto di prosciutto cotto, basta quello di spalla più economica, della carne cotta che abbiate avanzata, arrosto, lesso, cotolette alla milanese, che sia circa 2 etti o più, 2 etti di carne cruda tritata molto fine, meglio se passata all'apposita macchina 3 volte. Tritate insieme un piccolo pezzo di cipolla e prezzemolo. Mescolate, mettete parmigiano grattato, poco sale e pepe, amalgamate con un uovo. Bisogna lavorare bene il composto e con le mani dargli la forma di un salame che passerete in molta farina bianca. Mettete in un tegame d'opportuna misura olio e burro.
salute, oli e burro col caldo d'agosto. Scaldate e aiutandovi con una paletta larga fate scendere il polpettone così che cuoce a fuoco vivo, sino a che si formi una solida crosta. Bagnate poi con un bicchiere di vino bianco secco, ponete un rametto di rosmarino che profumi il sugo di cottura. Dopo mezz'ora girate il polpettone e lasciate cuocere un'altra mezz'ora a fuoco basso o con protezione di griglia frangifiamma. Ogni tanto scuotete il tegame per assicurarvi che non attacchi sul fondo. Togliete la carne dal recipiente di cottura, mettetela sul tagliere e con un coltello molto affilato, cavolo, mi sta venendo l'acquolina in bocca malgrado tutto, tagliate fette dello spessore di 1 centimetro. Allineatele nel piatto di portata e irrigate col suo sugo che avrete mantenuto caldo. Beh, però onestamente io tutto sto tempo per cucinare sta roba e poi mangiarmela sulla spiaggia non c'ho. Direi che io andrei ancora sul paninazzo, sia pure bello pieno, devo dire la verità, perché paninazzo pieno di questa ricetta non è assolutamente male, devo dire, non è assolutamente male. Le 13, 49 minuti e 34 secondi, possiamo chiudere qua il mercatello e apriamo di nuovo, è ancora aperto il telefono al 029294 7222, mentre invece le zappe al 340 670 9659 se avete voglia di essere dei nostri. C'è una mia ascoltatrice che mi scrive: i sandali coi calzini spaccano. What the hell are you talking about? Di che diavolo stai parlando? Evidentemente alla nostra ascoltatrice piace l'horror, che dobbiamo fare? Certo, io rivendico comunque di aver attraversato gli anni '80 portando il calzino bianco sui mocassini neri esattamente alla Michael Jackson, quindi voglio essere onesto con voi, dirvelo, ho questo orgoglio. A proposito, sempre visto che ormai è ora, insomma, c'è chi ha mangiato, c'è chi deve mangiare, alle 13:50 nel 1985, per la precisione venerdì 19 luglio, manuale del mangione al mare. Ma voi immaginate fare un titolo oggi con tutto il body shaming e cose varie, scrivere manuale del mangione al mare? Com'è cambiato il mondo, com'è cambiata la società? Scegliete voi se in meglio o se in peggio. Io preferisco tacere, bocca mia. L'ideale, sentite un po' che cosa si suggerisce. Nei mesi caldi l'organismo ha meno bisogno di calorie, un eccessivo consumo di farinacei, per esempio, può creare notevoli problemi. Al mare, infatti, è preferibile un pranzo leggero, in quanto esporsi al sole o fare il bagno dopo un pasto copioso è poco consigliabile. Si dovrebbe cominciare sempre con un abbondante piatto di verdure crude miste, eventualmente seguito da un primo o un secondo leggero. Chi proprio desidera fare pasto completo farà bene a concedersi una pennichella in camera, oppure in un posto fresco come una pineta o un giardino. Qualcuno potrà fermarsi in spiaggia portandosi dietro frutta fresca e matura al punto giusto, già lavata, oppure dei pomodori. Anche un picnic semplice e piacevole a base di panini farciti con mozzarella, pomodori, insalata, cetrioli. La famosa spaghettata a mezzanotte va bene giusto per chi desidera ingrassare, dato che i cereali, quindi anche la pasta, liberano energia subito, la quale, se non viene spesa in attività, va in riserva, cioè in cuscinetti adiposi. Del resto, il nostro organismo sviluppa energie diverse in orari diversi, e il cenare tardi è uno sforzo notevole per gli organi digestivi. L'ideale sarebbe una cena sostanziosa sì, ma non troppo abbondante, appena lasciata la spiaggia, sempre cominciando con verdure crude miste, magari al posto del primo, seguite da un piatto di formaggio o di pesce. È utile ricordare che il pesce fritto è gustoso, ma di digestione particolarmente lunga. Preferibile la cottura ai ferri, al forno, in umido, al cartoccio e così via. A proposito di pesce, 2 piccoli trucchi. Se non si ha l'assoluta certezza della sua freschezza, è bene cospargerlo di abbondante succo di limone fresco. Inoltre, sorseggiare un bicchiere d'acqua con un cucchiaio d'aceto di mele, detto agro di mele, prima del pasto, rende pressoché immuni dalle intossicazioni alimentari e può evitare spiacevoli sorprese che rovinerebbero le vacanze. Il vino e gli alcolici in genere, ma anche il caffè, sono vasodilatatori e lo è anche il sole.
Per questo motivo conviene non esagerare nel consumo di queste bevande dopo aver preso molto sole. Sarebbe uno sforzo notevole per cuore e circolazione e farebbe arrossare ancor più la pelle. La colazione invece dovrebbe essere un pasto importante, preso magari dopo una passeggiata sulla battigia che ha fatto venire appetito. Questo è il momento idoneo per i cereali, possibilmente integrali, pane, cracker, fette biscottate accompagnati da latte o yogurt e miele. Numerosi igienisti sono già da tempo convertiti ai muesli svizzeri, fiocchi di latte, frutta e mandorla. E la miscela pronta e con frutta secca si trova in molti negozi alimentari specializzati. Basta aggiungere il latte. Anche la frutta fresca o i succhi di frutta sono una buona idea per la prima colazione oppure per la merenda a metà mattina. Così andava nel lontano 1985. Noi adesso ci avviamo verso la fine della nostra trasmissione, visto che voi non interloquite. Andiamo a vedere le ultime notizie sull'ANSA. Eccolo qua. Allora, dichiarazione congiunta UE-USA sui dazi al 15% anche per le auto. Il documento illustra in dettaglio le nuove tariffe stabilite dopo l'intesa Trump-von der Leyen. Sono compresi settori strategici come prodotti farmaceutici, semiconduttori, legname. La presidente dell'UE, ora stabilità e sicurezza, Šefčovič, purtroppo non c'è l'accordo sul vino. L'Ucraina, fermato a Rimini un uomo coinvolto nell'esplosione del Nord Stream. Ancora, sgomberato il Leoncavallo, Meloni no a zone franche, Piantedosi tolleranza zero. E poi l'assemblea di Mediobanca boccia l'OPS su Banca Generali. Con questo noi chiudiamo la puntata di oggi. Ci salutiamo con Fausto Papetti, Rock Your Baby del 1974. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà. Alle 10:30 la supposta con Giulio Cainarca in onda libera e alle 12, come sempre, a chiudere la settimana, la puntata del venerdì di Capitaneria di Porto. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando